Questa è una macchina che noi maciniamo la mandorla con lo zucchero, che Ok. poi va nell'impastatrice. Mhm. Nell'impastatrice andiamo ad aggiungere l'albume dell'uovo, Ok. Questa cos'è? mandorla, che andiamo ad impastare la mandorla. Ok. Quindi tutto questo è il procedimento per fare i cuddureddi. Questa è la mandorla che abbiamo stilato prima. Ok. Ce la siamo fatti già su misura. E questo è il prodotto finito. Sì. Bella gente, io adesso mi trovo sui calanchi di Caltagirone. Avete presente quando vi avevo detto che l'area di Caltagirone è ricca di suoli argillosi ed è per questo che poi sotto gli arabi è nato tutto lo sviluppo dell'artigianato, della ceramica? Bene, io mi trovo proprio su questo luogo. Ma che cosa sono i calanchi? Nient'altro che il risultato dell'erosione del fianco di una montagna operata per il dilavamento delle acque. Che cos'è in sostanza? Quest'area della montagna, essendo povera di vegetazione e allo stesso tempo ricca di suoli argillosi, è stata più soggetta all'erosione da parte dell'acqua piovana. L'acqua quindi, scorrendo lungo i fianchi, ha creato delle vere e proprie fessure, quasi a lama di coltello, a linee parallele, davvero curioso, guardate. Comunque ragazzi è un posto veramente sensazionale perché è da qui che estraevano l'argilla per poi lavorarla e produrre la ceramica, è incredibile, guardate. Bene ragazzi, io adesso mi trovo sulla montagna Caltagirone, proprio nei pressi di Caltagirone, ed è una cosa curiosa che io volevo mostrare qui è che vi è una necropoli paragonabile a quella di Pantalica o a quella di Cassibile, necropoli datata XIII-XI secolo a.C. Ok ragazzi, adesso sono qui dentro una di queste tombe. Una cosa davvero curiosa è che all'interno presentano una cella sepolcrale con volta a tolos e si pensa che quindi questo sia dovuto a un'influenza micenea. Stiamo parlando di tombe comunque appartenenti all'età media del bronzo. Guardate un po' alle mie spalle, questa addirittura è affrescata, probabilmente è stata riutilizzata, io la sparo, in età bizantina come chiesa oratorio rupestre, guardate. Amici belli, io adesso mi trovo al borgo Santo Pietro, una frazione del comune di Caltagirone. Curiosa davvero la storia di questo borgo perché fu ideato sotto il periodo del fascismo dal commissario Benedetto Fragapane con l'idea di realizzare una città giardino qui all'interno del bosco di Santo Pietro, un bosco costituito prevalentemente da querce da sughero. Il progetto fu approvato dallo stesso Mussolini e questo borgo doveva chiamarsi difatti Mussolinia. Il 12 maggio del 1924 Mussolini si recò qui e poggiò la prima pietra, nonostante i lavori erano stati già iniziati, solamente che il progetto non fu portato a termine per via del fatto che vi furono alcuni brogli burocratici amministrativi all'interno della giunta fascista di Caltagirone e quindi il progetto di realizzazione di questo borgo fu completamente abbandonato e tuttora è una frazione praticamente abbandonata del comune di Caltagirone. Tra l'altro, piccola curiosità, il borgo di Santo Pietro viene menzionato sia da Andrea Camilleri nel romanzo Privo di titolo che da Leonardo Sciascia nella Corda Pazza. In particolare qui Sciascia si chiede se un giorno un archeologo non si metterà qui a scavare nel bosco di Santo Pietro alla ricerca dell'antica città giardino.